Con l'Ambrosini di Favara è presente oggi anche a questa manifestazione, una manifestazione importante, ne parliamo con uno dei responsabili dell'AIS ma anche docente dell'Istituto Ambrosini, un istituto a indirizzo enogastronomico. Stamattina abbiamo avuto, grazie all'AIS Sicilia, l'opportunità di utilizzare il territorio agrigentino per questa presentazione molto importante, perché si tratta di una presentazione a livello regionale della Guida Viti di Sicilia 2023. Mi preme anche sottolineare la collaborazione anche con l'Istituto Ambrosini, di cui io appunto ne faccio parte come docente di sala, che collaboriamo moltissimo per quanto riguarda quelle che sono le lezioni, la didattica da parte per quanto riguarda il vino, con alcune anche degustazioni da parte degli alunni. Già da anni ci spendiamo nell'Ambrosini per avere questa collaborazione molto stretta con l'istituto, per poter dare la possibilità anche ai nostri allievi di migliorare quello che è il percorso professionale, soprattutto nel mondo del vino e anche dell'enogastronomia. Preside, oggi qui a questa bella manifestazione lei rappresenta l'Istituto Ambrosini Enogastronomico di Favara, quindi un settore, un segmento dove i ragazzi possono avere un futuro sbocco di lavoro. Sì. È molto importante che la scuola sia presente in queste manifestazioni, perché è quello che noi facciamo, essere presente nelle manifestazioni del territorio con gli alunni che hanno l'occasione di conoscere le eccellenze del territorio in un territorio ad alta vocazione turistica. Le iscrizioni scadranno entro fine mese, quindi facciamo un invito anche alle famiglie e ai ragazzi che vogliono visitare la scuola, dove voi illustrerete i vostri indirizzi di studio. Tutti i sabati mattina aspettiamo gli alunni e le famiglie per un giro della scuola, dei laboratori che sono aperti e sono perfettamente funzionanti, con l'aiuto dei nostri insegnanti che guideranno le famiglie alla scoperta del nostro istituto. Con l'Ambrosini oggi presente a questo evento, un evento che si sposa bene anche col vostro indirizzo enogastronomico. Sì, i ragazzi affrontano l'enogastronomia già dal primo anno. Io ho la classe terminale, quarto e quinto anno, e i ragazzi come programma negli ultimi anni fanno l'analisi sensoriale del vino e poi nell'ultimo anno anche l'abbinamento. Il mondo della ristorazione ci chiedono ragazzi formati che sappiano leggere il vino, consigliarlo al cliente, quindi noi ci dobbiamo adattare ai tempi e a quello che ci chiede il mercato, quindi i ragazzi vengono formati grazie anche alla collaborazione dell'AIS e le aziende del settore vitivinicolo.